Allora, buonasera. Il tema affrontato da tre relatori, una di questi, Elisa Tizzoni, è collegata da remoto perché ci sarebbero stati problemi di trasporti dopo una certa ora. Questo è uno dei tanti elementi che purtroppo a volte accompagnano i movimenti delle persone nella nostra regione. Però sono tre. Uno è il professor Riccardo Spinelli, che è professore associato di economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di Economia all'Università di Genova e insegna marketing del turismo e management e marketing delle destinazioni turistiche. L'altro relatore presente è Andrea Zanini, professore associato di storia economica presso il Dipartimento sempre di Economia dell'Università di Genova, dove insegna storia dei consumi e delle imprese turistiche. Infine, la collega che ci segue da remoto, come vi ho nominato, Elisa Tizzoni, è assegnista di ricerca nello stesso Dipartimento di Economia a Genova e docente a contratto anche presso l'Università di Pisa e svolge in ambedue le università attività di ricerca e docenza relativamente a argomenti di ordine istituzionale e culturale in Italia e in Europa. Il tema che i relatori questa sera affronteranno non è un tema di poco peso. Ogni giorno sui giornali si affrontano questioni che riguardano sia l'Italia sia anche altri paesi europei e non solo europei. Mi viene in mente Barcellona, dove qualche tempo fa ci sono state proteste, questioni per quanto riguarda il trasformare la città in un bed and breakfast, così si è detto. Ma pensiamo anche a Firenze, a Milano. Quest'oggi sul Corriere della Sera c'era un intervento relativamente al costo che hanno, per esempio, gli studenti nel momento per poter studiare risiedendo a Milano e non essendo di Milano, per poter frequentare l'università. Il costo di affitti costosissimi, non solo perché il costo della vita a Milano è molto elevato, ma anche perché molte delle abitazioni idonee, che potrebbero essere idonee a questo uso, sono invece destinate ad uso cosiddetto turistico e Genova non è certamente esente da tutto ciò e ancora di più non è esente da tutto ciò il gruppo delle Cinque Terre, dove negli ultimi anni avete visto c'è un fenomeno macroscopico di quello che viene chiamato l'overtourism. Una parte degli abitanti di queste località è molto molto contenta perché il valore delle loro abitazioni è molto cresciuto e sono molto cresciute le entrate derivanti dal destinare queste loro abitazioni proprio a bed and breakfast. Ma ci sono dei problemi di altro genere collegati alla qualità della vita, al mantenimento dell'ambiente circostante e altri argomenti ancora di cui i relatori questa sera ci parleranno. Ecco a voi. Buonasera a tutte e a tutti. Siamo grati all'Accademia Ligure di Scienze e Lettere che ci dà la possibilità di presentare in questa sede i primi risultati di una ricerca che stiamo conducendo, Elisa Tizzoni, Riccardo Spinelli ed io, all'interno di un progetto ministeriale di ricerca che si propone proprio di indagare in maniera retrospettiva le origini di quelli che oggi vengono declinati come fenomeni negativi, in particolare l'overtourism nel nostro caso, con un focus particolare sulle Cinque Terre. Che utilità può avere indagare in chiave retrospettiva un fenomeno di questo tipo? Spesso ci si accorge che siamo in overtourism quando l'overtourism ormai c'è. E allora l'idea di capire se ci sono state nel passato delle avvisaglie
se queste sono state sottovalutate, se si potevano adottare scelte diverse, può essere di aiuto da un lato per le località che oggi vivono questo fenomeno per tentare di governarlo e dall'altro per le località che stanno avvertendo dei segnali che in altri casi sono poi sfociati nell'overtourism per cercare invece di gestire in maniera più armonica il flusso turistico ed evitare gli aspetti negativi, deteriori collegati a questo fenomeno. Che cos'è l'overtourism? Quando abbiamo iniziato a occuparci di questo progetto di ricerca, abbiamo scandagliato la letteratura accademica che punta a definire questo fenomeno e ci siamo accorti fondamentalmente di due aspetti. Il primo che sostanzialmente, anche se magari chi non è addentro alle dinamiche della ricerca in campo turistico può averne sentito parlare anche solo quest'estate per l'eco mediatica che c'è stata dietro alcuni fenomeni, con anche il tentativo di andare incontro a chi ha detto non vogliamo i termini stranieri, non vogliamo i termini anglosassoni e quindi è stato anche declinato in chiave italiano in ultraturismo. A livello, diciamo, di letteratura accademica è un termine che è arrivato una decina di anni fa, 2014-2015. Che cosa vuol dire? Che prima fenomeni di questo tipo non esistevano? No, vuol semplicemente dire che prima non erano stati etichettati in questo modo. Se andiamo a leggere le indagini e le metodologie sviluppate soprattutto nell'ambito della geografia del turismo, da un lato, e di coloro che si occupano di pianificazione territoriale dall'altro, ci accorgiamo che sin dagli anni 80 del Novecento c'è chi guarda a problematiche quali il raggiungimento di soglie di criticità per quello che riguarda l'affollamento turistico di determinate località in specifici momenti dell'anno, tipicamente durante quella che si chiama la stagione turistica. Fondamentalmente, quindi, non è un fenomeno nuovo, però è un fenomeno che sembra ormai caratterizzare un numero crescente di destinazioni turistiche. E gli studi che hanno cercato di definire questo fenomeno e in subordine cercare di capire come misurarne l'impatto, poi ovviamente lo step successivo deve essere come cercare di governare i problemi collegati all'overtourism, hanno posto prevalentemente l'attenzione sui contesti urbani, sulle grandi città. Non casualmente prima si ricordava che si è parlato e si parla di overtourism per città italiane come Venezia e Firenze, ma come Barcellona, ma anche dove sono scoppiate di recente proteste contro i turisti, ma le abbiamo avute anche a Firenze e anche a Napoli. Questo è un tipico segnale che nella slide precedente si parlava anche di percezione del fenomeno che a volte i turisti, ma più spesso i residenti di un luogo, cominciano a patire un eccessivo affollamento turistico. Tra le definizioni che si possono considerare e che sono tra le più utilizzate in letteratura, vedete, si parla di eccessiva crescita del flusso di visitatori che determina un sovraffollamento in alcune aree in cui coloro che lì vivono stabilmente cominciano a patire l'impatto di questi picchi turistici temporanei, stagionali, che influiscono sulle loro abitudini di vita quotidiane, dal problema che leggiamo ciclicamente sui media delle code in autostrada, del fatto che in riviera in estate non si trovino i parcheggi o che scarseggi l'acqua potabile o che ci siano dei blackout per eccessivo uso di consumo di energia elettrica in determinati momenti e che quindi si riverberano sul benessere della popolazione che li abita. Ma
anche se magari è sottinteso, vale secondo me la pena ribadirlo, questo comunque influenza anche negativamente l'esperienza del turista, perché il turista che, come abbiamo letto ancora sulla stampa regionale nell'ultimo periodo, è venuto in Liguria per il ponte di inizio novembre e si è trovato chilometri di coda in autostrada, vuoi per eccessivo flusso di automezzi, vuoi per i cantieri presenti sulla nostra viabilità, sicuramente avrebbe preferito spendere diversamente il proprio tempo e questo viene associato negativamente all'esperienza di vacanza. La seconda definizione che vedete proposta fondamentalmente ha molto in comune con la prima, aggiunge alcuni elementi di natura psicologica, ambientale, quindi ecologica nel senso di ambientale, ma anche, diciamo, si parla di soglia, raggiungimento di soglie che fanno scattare determinati meccanismi. Interessante la concettualizzazione, gli studiosi litigano di più su quando si deve capire quale sia questa soglia che determina il sovraffollamento. Altri studiosi si sono concentrati sul fatto che in alcune destinazioni tanto i visitatori, quindi i turisti, o più spesso gli escursionisti in letteratura accademica e anche ai fini statistici si classifica come turista chi spende almeno un pernottamento in quel luogo, mentre chi lo visita in giornata e che sfugge quindi alle rilevazioni sul numero dei pernottamenti in una determinata località è considerato un escursionista che però contribuisce ad affollare, a consumare servizi, a intasare, per usare un termine di idraulica se vogliamo, ma anche di congestione del traffico, la situazione, dove diciamo questa problematica viene percepita e quindi si deteriora in maniera pesante anche la qualità della vita delle persone, in contraddizione a una buona pratica del turismo sostenibile che vorrebbe che la località in cui il turista ha una buona esperienza turistica è quella in cui anche il residente vive bene. Dovrebbe essere un principio base che un tempo si pensava fosse scontato e che invece oggi sembra un po' sfuggito dai radar di chi dovrebbe tenere sott'occhio queste dinamiche. Troppi turisti e, altro elemento, il loro comportamento inappropriato. Molto spesso ci sentiamo dire, ma è colpa dei turisti che vogliono fare tutti la stessa cosa allo stesso momento, hanno bisogno di fare tutti il selfie nel punto più panoramico per sperare di ottenere qualche like in più sui social. Sicuramente questo è un elemento che ha un suo peso, però la letteratura ci dice che non possiamo scaricare tutta la responsabilità di queste dinamiche sul comportamento del turista, sebbene alcuni suggeriscano che negli ultimi anni la crescente influenza dei social nel condizionare, nell'influenzare le scelte di consumo turistico delle persone abbia reso più ingovernabile il fenomeno. Quindi non è una cattiva gestione dei gruppi turistici organizzati che vengono tutti intruppati quando sbarcano dalla nave da crociera e portati tutti nella medesima destinazione, secondo alcuni studiosi a causare il problema, ma sono moltissime scelte individuali di piccoli gruppi, di nuclei familiari che in autonomia convergono però nello stesso momento, nello stesso luogo. Se così è, il fenomeno è ancora più complicato da mappare e da gestire. La letteratura individua anche alcuni elementi che segnalano o attestano la presenza del fenomeno dell'overtourism. Spazi pubblici che di fatto vengono privatizzati perché destinati prevalentemente a un uso turistico, dal fenomeno banale dei tavolini di bar e ristoranti che occupano le piazze, che se in qualche caso animano un po' magari un angolo di una città che altrimenti sarebbe
vuoto, deserto, in altri casi possono privare gli abitanti di poter fare un uso libero, magari del verde pubblico. Spesso i flussi massivi si rivolgono verso destinazioni fragili. Il caso delle Cinque Terre, su cui ci focalizziamo nel nostro ragionamento, ma anche il caso di Portofino, che è l'altro celebre caso della nostra regione a patire questi fenomeni, ne sono un esempio emblematico. Crescita dei viaggi che si caratterizzano per brevi permanenze. La Liguria ha visto negli ultimi anni scendere la permanenza media, quindi il numero di notti trascorse dai turisti che la visitano. La provincia della Spezia, che è quella in cui si trovano le Cinque Terre, ha una permanenza media più bassa della media regionale. Questo perché gran parte del movimento turistico, non tanto sulle Cinque Terre, sui 3 comuni di Rio Maggiore, di Vernazza e di Monterosso, che hanno una limitata ricettività turistica alla luce della limitata disponibilità di spazio in questi territori, ma i centri vicini di Levato a Ponente e dello stesso capoluogo a Levante hanno visto un aumento esponenziale della ricettività extra-alberghiera. Aumento dei valori immobiliari che, come ricordava la professoressa Rollandi, può essere motivo di soddisfazione per il proprietario, ma motivo di criticità per chi ha bisogno di prendere una casa a pigione. Per cui, come dire, il proprietario che di fronte all'alternativa di un reddito più elevato derivante dalla locazione breve ad uso turistico rispetto alla locazione stabile lungo tutto l'anno, preferisce la prima opzione. Ma questo è un fenomeno che potrebbe, finora non si è voluto, essere regolato. Quindi i residenti si trovano, se vogliono continuare a vivere in quei luoghi, a dover destinare una quota maggiore del proprio reddito al pagamento di un canone di affitto. Squilibri, questo è un tipico indicatore quantitativo del peso dei turisti in rapporto ai residenti. In alcune località accade che nel picco della stagione il numero dei visitatori temporanei supera a volte anche di gran lunga quello dei residenti. Fenomeni negativi legati allo sfruttamento lavorativo. Non è soltanto il problema che durante i picchi stagionali non si trovano sufficienti maestranze da destinare all'attività turistica, ma è che spesso dietro uno dei fenomeni collegati all'overtourism, che è quello delle locazioni brevi ad uso turistico, appunto, non vi è sempre lavoro regolare. Commercial gentrification, cioè la trasformazione delle attività commerciali, quindi i negozi per semplificare, verso categorie merceologiche che servono il turista, la focacceria, il negozio di souvenir, eccetera, e non che soddisfano il bisogno della popolazione residente. E un impatto ambientale misurabile sotto tanti punti di vista. Non è casuale che i 3 comuni delle Cinque Terre e Portofino siano i comuni della Liguria in cui il volume di rifiuti in rapporto al numero dei residenti è nettamente superiore alla media regionale. Che cosa c'è dietro tutto questo? Che ricette ci possono essere? Fondamentalmente alcuni ritengono che il fenomeno dell'overtourism sia ingovernabile e questo però può essere anche un po' un alibi dietro l'idea di ma allora è inutile provare a fare qualcosa. In altre indagini, in altri casi, si è cercato di mappare un po' di più le dinamiche del fenomeno e si è visto che i problemi riguardano il versante della domanda, il versante dell'offerta e anche il versante della percezione. Qualche battuta. Il versante della domanda, che cosa vuole dire? Vuole dire che banalmente molti indicatori diretti o indiretti ci suggeriscono che in determinati momenti c'è davvero un eccessivo affollamento. Questo può essere gestito, alcune destinazioni ci stanno provando, con tentativi di ridistribuire
sul territorio e nel tempo i flussi in modo da evitare che tutti proprio il giorno di Ferragosto vogliano andare nello stesso luogo. Sicuramente i sentieri delle Cinque Terre nel giorno di Ferragosto erano affollati, oggi sospetto molto meno. È vero che c'è tutta una serie di consumatori turistici che può fare vacanza soltanto in determinati momenti dell'anno, però ci sono alcune possibilità di giocare su questi elementi. Alcuni poi paventano l'idea del numero chiuso, che può essere una restrizione a raggiungere determinati luoghi, il numero massimo di accessi su un sentiero, per esempio, oppure addirittura tetti proprio al numero di persone che possono entrare in una determinata area. Pratica che normalmente è mal vista dagli imprenditori, perché comprensibilmente anche solo l'idea di vendere un caffè di meno, una striscia di focaccia di meno, si fanno i conti in tasca e dicono però io ci vado a rimettere. Sotto questo punto di vista, alcuni hanno rilanciato la dinamica dicendo ma attenzione, guardate che per esempio la Liguria è una regione che ha la spesa turistica mediamente più bassa, strutturalmente mediamente più bassa rispetto alla media nazionale. Che cosa vuole dire? Che i turisti che vengono da noi spendono meno in rapporto a quelli che vanno ad esempio in Piemonte, in Lombardia, eccetera, per ogni giornata in cui restano sul territorio. Quindi se arrivassero meno turisti ma spendessero di più, avremmo gli stessi benefici economici sul territorio e ridurremmo l'affollamento. Non è casuale che in risposta agli affollamenti del ponte di inizio novembre ci siano state delle associazioni di categoria che hanno proposto un vistoso rincaro delle tariffe per ridurre il numero dei turisti. Ma a questo altri rispondono, però siamo sicuri che si possa privare del diritto di accesso a un bene culturale quale può essere l'ambiente naturale, il panorama, un borgo storico delle persone soltanto perché non hanno la capacità di spesa di poterselo permettere? L'offerta, uno dei problemi per cui nella stampa ligure quest'estate si è detto che l'overtourism c'era in alcuni luoghi, ma altri, come dire, avevano strutture ricettive non sature, è stato che nell'ultimo periodo, questo non riguarda solo la nostra regione, ma un po' tutte le aree che soffrono di overtourism, vi è stato un aumento esponenziale degli appartamenti in affitto ad uso vacanza, le locazioni, cosiddette locazioni brevi ad uso turistico, che di fatto sono nate per soddisfare l'esigenza di mettere a reddito determinati immobili, quindi con tutta una serie di facilitazioni rispetto ad esempio a chi vuole aprire un'impresa ricettiva alberghiera vera e propria, perché non sono un'impresa ricettiva vera e propria, però non essendo stato minimamente governato c'è stata un'esplosione totale di questo fenomeno, eh, per cui probabilmente in alcuni luoghi c'è adesso un esubero di offerte in rapporto alle esigenze della domanda turistica. E poi c'è ancora la percezione. Non è detto che i turisti siano tanti in assoluti o siano troppi in assoluti, dipende anche da come vengono percepiti da chi quel luogo lo abita, oppure dai turisti stessi. E qui comunque entra in ballo il discorso della gestione della destinazione turistica, che sottolinea un altro tipo di problema. A chi compete questo? Un po' di mesi fa il Comune di Venezia ha introdotto tutta una serie di limitazioni legate a una tassa di soggiorno, alle necessità di registrarsi per accedere, eccetera, al territorio in determinati momenti in cui è previsto un picco di affollamento. A Limone Piemonte sono stati introdotti dei limiti alla percorribilità dei sentieri, mettendo un senso unico alternato in quelli dove vi erano comprensibili problemi di affollamento in determinati momenti dell'anno. In Alto Adige sono stati introdotti dei tetti al numero massimo di visitatori che possono accedere a una determinata zona. Chi si muove in questi casi? Normalmente si devono muovere le amministrazioni pubbliche, ma spesso realtà come i piccoli comuni non sono in grado di fare questo. Eh,
c'è anche l'ente parco nel caso delle Cinque Terre che ha delle competenze, poi non dimentichiamoci che c'è un ente sovraordinato che, in virtù di quello che stabilisce la nostra Carta Costituzionale, ha competenze specifiche in maniera di turismo, vale a dire la Regione. Stiamo nello sviluppo della ricerca, di cui non riusciamo ancora a presentarvi i risultati, stiamo cercando di capire come si sono mossi questi attori. L'impressione che ne abbiamo è che ci sia stata una efficace azione di promozione della destinazione, se no non avremmo raggiunto questi numeri, ma che ci sia stata un po' meno volontà barra capacità di provare a gestire in maniera più organica questi flussi, fermo restando che ciò non è assolutamente facile. Cosa vediamo nel prosieguo della presentazione? La collega Elisa Tizzoni ripercorrerà un po' le tappe della storia turistica delle Cinque Terre e poi il collega Riccardo Spinelli, attraverso un lavoro che abbiamo fatto all'interno di questo progetto, vi presenterà alcuni risultati di come sia cambiata la percezione delle Cinque Terre sulla stampa nazionale, da cui probabilmente capiremo che le avvisaglie dell'overtourism c'erano ben prima che si cominciasse a parlare di questo fenomeno. Quindi adesso io l'ultima slide ritorna su alcuni concetti che abbiamo già detto en passant, ovvero che il riconoscimento UNESCO spesso è un elemento che scatena l'aumento dei flussi turistici perché fa entrare in un circuito promozionale e comunque è un bollino di qualità per le località turistiche. Come dicevamo prima, le varie prospettive di considerare il fenomeno, il comportamento improprio dei turisti che certamente si possono educare a una visita responsabile, ma non è un fenomeno gestibile immediatamente con risultati efficaci nel breve termine, per cui può essere soltanto una delle azioni che si può cercare di implementare e diciamo, l'antinomia fra due concetti, l'overtourism e l'undertourism, ovvero che se da un lato ci sono luoghi che si lamentano per un eccessivo affollamento, ci sono altri che vorrebbero più turisti e non riescono ad attirarli. E quindi forse un riequilibrio territoriale, se possibile, potrebbe essere un'opzione desiderabile. E adesso direi che sconnettiamo la presentazione così diamo tempo alla collega Lisa Tizzoni di intervenire per presentarci la parte di inquadramento storico. Condivido la presentazione e magari mi fate un cenno per capire se funziona. Ok, riuscite a vedere? Ok, Sì, Elisa, tutto a posto. ok, Metti pure in modalità presente. Ecco fatto. perfetto. Sì, dunque, come il professor Zanini vi ha anticipato, il mio intervento si concentra su un esame, un breve esame delle vicende storiche che hanno accompagnato il successo turistico delle Cinque Terre, e partendo appunto da un paio di immagini che chiaramente hanno un valore più che altro evocativo e simbolico, visto che immagino che la totalità o almeno la maggior parte dei presenti abbia, insomma, sia familiare con il paesaggio delle Cinque Terre. Naturalmente mostrare delle foto che presumibilmente risalgono, come in questo caso, agli anni 60 e mostrano Monterosso, o come la foto successiva mostrano il borgo di Vernazza, anche in questo caso negli anni 50 e 60, vuol dire confrontarsi con un paesaggio che naturalmente conserva quei caratteri tipici che le Cinque Terre hanno ancora oggi, ma che evidentemente illustra come il peso del turismo sul territorio sia decisamente diverso. Forse in modo maggiore la foto precedente, questa con uno sparuto numero di ombrelloni,
illustra chiaramente come oggi il turismo abbia un impatto fisico, un impatto sull'ambiente, sul paesaggio decisamente maggiore. Naturalmente possiamo anche provare a ipotizzare una cronologia dello sviluppo turistico delle Cinque Terre, che come tutte le cronologie naturalmente ha dei limiti e ci dà un'immagine necessariamente superficiale dei fatti storici. Quello che è interessante sottolineare è che lo sviluppo turistico delle Cinque Terre è un fenomeno decisamente recente da una prospettiva storica. Nonostante che quest'area sia nota ai viaggiatori sin dalle epoche più remote, sicuramente grazie alle produzioni vinicole locali, che già nel Medioevo sono famose, la cui qualità è riconosciuta anche all'estero. Sono note tra i viaggiatori per un paesaggio che è sicuramente unico e di questo se ne accorgono i geografi, se ne accorgono coloro che si trovano a passare per le Cinque Terre. Tuttavia, quando avviene effettivamente la nascita del moderno turismo e quando nel corso appunto dell'Ottocento soprattutto il turismo diventa una pratica elitaria naturalmente, ma relativamente diffusa, notiamo che le Cinque Terre sono assenti. Ehm, Ci vorrà un tempo piuttosto lungo affinché vengano menzionate nelle prime guide internazionali, come la guida Murray, ma in realtà vediamo che si tratta di cenni, di menzioni dei servizi presenti, ma non si tratta naturalmente di una località turistica conosciuta come lo sono già molte altre località liguri della Riviera Ligure. E questo naturalmente dipende da una serie di fattori strutturali, direi prima di tutto l'isolamento fisico delle Cinque Terre, la relativa lontananza dagli assi viari principali, dalla Via Aurelia, il fatto che fino all'apertura della linea ferroviaria le Cinque Terre possono essere raggiunte sostanzialmente esclusivamente via mare. Nel 1874 appunto abbiamo l'apertura della linea ferroviaria che serve le Cinque Terre, che naturalmente è una rivoluzione con dei limiti, perché come sappiamo tutti noi che ci troviamo a fare da pendolari o comunque a usare il treno nella Liguria, naturalmente un tratto di ferrovia che corre lungo le Cinque Terre ancora oggi è certamente una ferrovia ad alta velocità, non era certamente a maggior ragione nei decenni passati una linea ferroviaria semplice da gestire che consentisse chiaramente il passaggio di treni veloci. Tuttavia, la ferrovia consente alle Cinque Terre di aprire la propria economia anche ad altri settori che non siano quelli tradizionali dell'agricoltura, del piccolo commercio, della pesca e consente soprattutto il pendolarismo verso La Spezia e quindi di diversificare appunto le entrate economiche della popolazione. E poi diventerà a suo tempo chiaramente anche uno strumento per consentire il turismo. Naturalmente sempre su dimensioni molto, molto ridotte. Cominceranno a cambiare sostanzialmente le cose quando le Cinque Terre saranno collegate al resto del mondo, diremo, anche attraverso la viabilità su gomma. In particolare questo avviene con la costruzione della strada litoranea che comincia sul finire degli anni 50 e che viene completata nel 67, ma in realtà solo in alcuni tratti. Originariamente il progetto prevedeva che La Spezia fosse collegata a Sestri Levante da una strada continua che servisse anche le Cinque Terre e questo chiaramente avrebbe rivoluzionato i flussi viari. Per una serie di problematiche che non abbiamo tempo di ricordare, in realtà vengono collegate solamente i borghi di Manarola e di Riomaggiore al capoluogo spezzino e viene fatto un collegamento tra Monterosso e il Monte di Gritta che poi con un successivo tratto di strada consente di raggiungere l'Aurelia, quindi un esito ben diverso dalla strada a scorrimento litoranea che si era ipotizzata ma questo chiaramente vedremo consente di l'accesso ai ai turisti motorizzati, che appunto negli anni 60 cominciano a essere un contingente non trascurabile.
Naturalmente anche il completamento dell'autostrada Ligure facilita ulteriormente l'accesso alle Cinque Terre su strada. Nel frattempo, quelli che sono gli asset turistici, ma anche gli elementi distintivi dell'identità locale, cominciano a ottenere anche una serie di riconoscimenti che vanno oltre l'aspetto puramente estetico e vanno oltre appunto la semplice monumentalizzazione del paesaggio e delle risorse locali. Nel 73 c'è l'attribuzione della DOC ai vini delle Cinque Terre, che naturalmente è un ulteriore megafono che amplifica la risonanza e la notorietà di queste zone. Nel 90 abbiamo uno dei primi grandi investimenti con un diretto impatto sul turismo, possiamo dire, ehm, che riguarda l'attribuzione di fondi europei destinati alle zone mediterranee e questi fondi europei in parte saranno dirottati nelle Cinque Terre per progetti anche strutturali che hanno una diretta attinenza col turismo, con l'agriturismo e con la, la permanenza, insomma, di turisti nei borghi. E ancora oggi anche nella letteratura sono considerati un po' la miccia che ha scatenato poi il grande successo delle Cinque Terre, ehm, consentendo di moltiplicare la ricettività locale, che tradizionalmente si basa appunto su abitazioni private, oggi convertite a B&B, una volta proposte come affittacamere. Abbiamo poi una serie anche di importanti innovazioni istituzionali, il riconoscimento delle Cinque Terre nella lista dei patrimoni, della lista dei siti patrimonio umanità dell'UNESCO e soprattutto nel 99 l'istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre, che nel corso degli anni ha assunto il ruolo più incisivo nel turismo locale. Vuoi perché i comuni da sempre, i piccoli comuni hanno risorse limitate da poter investire in vere e proprie politiche turistiche, vuoi perché le vicende varie dell'organizzazione turistica ligure nel corso degli anni hanno indebolito, possiamo dire, fino quasi ad annullare la presenza di veri e propri enti turistici locali, come una volta erano le aziende del turismo, per capirci, lasciando appunto l'ente parco a gestire una serie di risorse, prima e fra tutti i sentieri, che hanno un ruolo chiave nel turismo. Il parco è anche quello che ha istituito sostanzialmente la CAD Cinque Terre, che è stata oggetto di, indirettamente, se vogliamo, di dibattito per tanti anni, lo è ancora oggi perché è una card che consente l'accesso a molti servizi locali, tra cui appunto l'accesso a vari sentieri e chiaramente un costo e quindi, come diceva il professor Giannini, è uno degli elementi che fanno selezione, se vogliamo, nell'accesso alle risorse delle Cinque Terre, i cui proventi poi dovrebbero essere usati appunto per conservare il paesaggio, dato che la mission numero uno del parco è quella della conservazione, ma anche per investimenti nel turismo. Naturalmente ci sono stati anche sconvolgimenti in questa storia di apparente crescita illimitata del turismo, la famosa inchiesta che ha portato a decapitare i vertici del parco nel 2010, l'alluvione tragica del 2011, la chiusura della Via dell'Amore, che recentemente è stata riaperta e ben presto richiusa, come sapete, perché i problemi idrogeologici dell'area sono apparentemente insormontabili. Il Covid, che naturalmente, lo vedremo, crea un buco nero nei flussi turistici, almeno per un'annata. Tuttavia, chiaramente la ripresa post-Covid è stata rapida, come vedete il fatto che la famosissima guida Lonely Planet abbia dedicato un volume alle Cinque Terre nel 2020 è stata forse la consacrazione simbolicamente definitiva della notorietà di quest'area. Qui vedete un'altra prospettiva, da quella più qualitativa, se vogliamo, evenimenziale che abbiamo proposto precedentemente, una prospettiva incentrata sui numeri del turismo. Un grande problema che si affronta nella ricerca su questi temi è la scarsità di serie complete di dati, che a mio parere è sintomo della, se vogliamo, della scarsa attenzione nel dettaglio all'evoluzione del turismo nelle Cinque Terre che a lungo hanno avuto le istituzioni. Evidentemente non si è sentita la necessità di avere il polso preciso della situazione, raccogliendo e pubblicando dati precisi, e quindi noi studiosi troviamo a dover ricostruire le dimensioni del turismo alle Cinque Terre con rivelazioni saltuarie,
prese con criteri diversi e poi vedete il risultato. Sicuramente questi numeri però testimoniano come rapidamente il turismo si sia moltiplicato. Ne anticiperei anche un altro, che è il numero dei visitatori che che ogni anno visitano le Cinque Terre. Mi pare che forse l'abbiamo già accennato, che si aggira intorno ai 3 milioni, molti di più evidentemente di quelli che potevamo avere negli anni 30 o negli anni 50. Relativamente poi a quella che è la percezione del turismo nelle Cinque Terre, mi pare interessante fare un confronto tra la visione di quest'area che si ha nei media, direi alla vigilia dell'esplosione del turismo e soprattutto alla vigilia del completamento dei lavori della litoranea che aprono le Cinque Terre al mondo e la visione che invece si ha successivamente. Qua vedete una prima testimonianza dei primi anni 50, un articolo di Piero Gadda Conti, un cugino del più celebre Gadda, che riesce a tratteggiare con poche frasi il paesaggio delle Cinque Terre e che appare caratterizzato da questi elementi: l'isolamento, di cui abbiamo parlato, la persistenza di uno stile di vita tradizionale che è rude, c'è un'identificazione tra la difficoltà, l'asprezza del paesaggio e l'asprezza del carattere degli abitanti, naturalmente non senza stereotipizzazioni, e un richiamo alla storia delle Cinque Terre, alla presenza del pittore Signorini, per esempio. E questo fascino rude e solitario, come lo definisce Gadda, è un elemento che ha una straordinaria permanenza nelle rappresentazioni delle Cinque Terre, che in effetti vedremo riemerge anche in tempi recenti. Poi abbiamo invece un altro articolo che in qualche modo ironizza anche sul fatto che le Cinque Terre siano una meta difficile e puntualizza che soltanto chi è pronto a non avere un paradiso davanti a sé, a chi è pronto a una vacanza molto diversa da quelle patinate dell'Italia balneare anni 50, è pronto ad affrontare. Perché chiaramente le Cinque Terre, ci dice Alberto Cavallari sul Corriere di Informazione, non sono Copacabana e probabilmente non lo saranno mai. Questo è forse anche il punto di forza delle Cinque Terre, meta appunto, specie in questa prima fase, dei turisti che scappano anche dall'affollamento che già tante mete della Riviera hanno. Ora, abbiamo detto, arriva la litoranea tra gli anni 50 e 60 e c'è chi naturalmente la saluta come l'arrivo della modernità, l'arrivo del benessere. Qua vediamo un articolo di Arrigo Petacco che ci presenta appunto la voce dei sostenitori della litoranea e della modernizzazione delle Cinque Terre. Sì, affascinanti borghi di rudi pescatori e agricoltori, ma la vita del rude pescatore e agricoltore non è facile, quindi anche gli abitanti hanno diritto ad avere una fetta di quel benessere che il boom sta portando in Italia, che sta portando soprattutto nelle zone turistiche. E quindi chiaramente l'accesso alle macchine, ci dice Petacco, porterà anche un rivolo di denaro capace di riassestare le pericolanti economie di questi comuni. Di contro, quando ancora i lavori per la litoranea sono in corso, si crea anche un fronte di contrari. Ci sono molti intellettuali, ambientalisti o comunque sensibili alle ragioni dell'ambiente, anche una parte dei residenti che naturalmente vedono come una minaccia lo stravolgimento del paesaggio e dello stile di vita locali. Una parte anche di turisti ormai fidelizzati, di vecchi frequentatori delle Cinque Terre che le hanno scelte proprio perché fuori dal mondo e naturalmente temono che l'arrivo della strada e delle file di macchine di turisti possa irrimediabilmente deturpare questa destinazione. In questo articolo appunto si sostiene che all'inizio degli anni 60, quando appunto in realtà i lavori, abbiamo detto, sono ancora in corso, sembrerebbe che sì, il collegamento con la viabilità principale non abbia in realtà ancora stravolto le Cinque Terre.
Tuttavia, Cavallari ci avanza qui il dubbio che prima o poi, inserendo le Cinque Terre in una modernità straripante, diremo, si ritroveranno tutti quelli che sono i mali della modernità, ossia l'aumento dei prezzi, ossia l'urbanizzazione selvaggia, la confusione, l'inquinamento acustico, i sancarloni condominiali, cioè i palazzoni che deturpano purtroppo tanta parte della Riviera Ligure. E questi elementi in realtà in parte sono quelli legati all'overtourism che ha citato il professor Zanini, ossia l'impatto ambientale, ossia l'aumento dei prezzi con evidenti ricadute nella vita dei residenti. Chiaramente abbiamo già un sentore delle conseguenze di uno sviluppo turistico incontrollato. In realtà, però, come vi dicevo, il mito delle Cinque Terre, di questa Arcadia rural pescatrice, possiamo dire, sopravvive, lo vediamo anche in questo articolo che è del 77, è stato pubblicato appunto nel New York Times, dove in realtà ancora ritroviamo l'immagine un po' stereotipata, il cameo delle Cinque Terre, piccolo borgo fuori dal mondo, isolato, che può essere apprezzato solo da chi non cerca la dolce vita, ma cerca qualcos'altro. E avrei potuto proporvi tante altre testimonianze anche contemporanee. Se guardiamo anche il sito della Lonely Planet nel 2024, torna sempre un po' questo mito delle Cinque Terre come una piccola gemma fuori dal mondo e dal fluire del tempo. Naturalmente il timore che però questo sviluppo turistico delle Cinque Terre, che evidentemente va avanti, continua nonostante l'immagine della destinazione resti cristallizzata, il timore appunto che questo sviluppo abbia effetti irrimediabili e effetti deteriori naturalmente si ha nel corso dei decenni. Qua vedete un esempio, un piccolo estratto di una guida del Touring del 1982, quindi non un pamphlet polemico ma una guida turistica dove normalmente si enumerano gli elementi positivi di una destinazione. Ebbene, l'autore sente il bisogno di lanciare quasi un monito, temendo che le Cinque Terre siano sull'orlo di uno stravolgimento irrimediabile, siano sull'orlo della rottura di un equilibrio. Si parla di equilibrio ambientale, ma è un equilibrio in senso, se vogliamo, anche culturale, anche sociale l'equilibrio tra le esigenze del turismo e le esigenze dell'ambiente, della popolazione, nel contemperare appunto le aspettative di tanti soggetti. Qua vedete un grafico che vi mostra effettivamente come, nonostante questi moniti, nonostante la percezione che effettivamente il rischio di uno stravolgimento delle Cinque Terre ci fosse, nonostante tutto questo, i flussi aumentano e hanno un'impennata. L'impennata si ha soprattutto nell'ultimo decennio e come vedete la ferma solo il Covid con questo buco nero di cui vi dicevo, corrispondente al 2020, un buco nero da cui però le Cinque Terre escono molto rapidamente, perché già nell'anno successivo i flussi, gli arrivi, cioè il numero di turisti che si recano nelle Cinque Terre, tornano a raggiungere sostanzialmente i valori precedenti. E oggi appunto si stima nuovamente la presenza di visitatori annuali intorno ai 3 milioni. Si faceva cenno prima al ruolo dei social, che sono un po' come l'arena dei gladiatori romani, basta un pollice in su per avere la consacrazione, ma un pollice in giù ti fa cadere rapidamente in disgrazia. E questo lo rischiano anche le Cinque Terre. Parte di quell'aumento esponenziale dei flussi che avete visto prima nell'ultimo decennio è anche dovuto alla risonanza che sui canali social hanno avuto questi borghi, i vari influencer che li hanno visitati, personaggi celebri che fanno la passeggiata a Rio Maggiore e mettono la foto su internet, eccetera. Però il fatto che le Cinque Terre siano troppo affollate, il fatto che non si riesca a percorrere un sentiero in Santa Pace senza inciampare in un turista che con l'infradito si è finito per terra, bloccando completamente il sentiero, il fatto che ci siano file chilometriche per prendere un gelato, il fatto che sia difficile, persino pericoloso, riuscire a prendere il treno perché i binari sono sovraffollati di turisti
turisti, tutti questi elementi li vedono anche gli influencer, li vedono anche i soggetti che poi danno un feedback, danno un riscontro della propria visita sui social. Come vedete ha fatto scalpore il fatto che alcuni famosi influencer in quest'estate abbiano cercato di dissuadere le persone dal recarsi alle Cinque Terre, anzi proprio hanno consigliato di evitarle perché ormai l'affollamento è diventato eccessivo, perché ormai sono diventate delle trappole per turisti, come si dice in inglese, che nulla hanno a che fare con l'autenticità di questi luoghi. Naturalmente di questo se ne sono accorte anche le istituzioni, cercando appunto di far fronte al fenomeno, in buona parte in realtà limitandosi a studiarlo, ossia si comincia a studiare il fenomeno quando ormai è evidente, bisognerebbe trovare delle soluzioni più che studiare, però in realtà questo è quello che avviene e chiaramente i media hanno dato puntualmente risalto sia all'overtourism in quanto tale, sia agli studi e ai tentativi che sono stati fatti per contrastarlo. Anche in questo caso, naturalmente il parco, in quanto di fatto principale attore turistico del territorio, chiaramente ha avuto un ruolo. Naturalmente sempre con questa difficoltà che dicevamo del fatto di contemperare la missione di salvaguardare il territorio e proteggerlo con la missione di valorizzarlo, di assicurare condizioni di vita soddisfacenti ai residenti anche e soprattutto attraverso il turismo. E naturalmente queste due necessità non sempre si possono conciliare facilmente. Ehm, Volendo tirare insomma un po' un bilancio di questa brevissima rassegna di vicende storiche, chiaramente breve, con tutti i limiti della brevità, naturalmente possiamo provare a tracciare a rintracciare delle fasi di sviluppo nella storia del turismo alle Cinque Terre, da una fase pionieristica che dura almeno fino al completamento della litoranea, per alcuni anche oltre, perché appunto abbiamo detto la costruzione della strada non si trasforma automaticamente nel boom turistico, ad una fase di sviluppo un po' più accelerato che comincia intorno agli anni 70 e poi il decollo, se vogliamo, con il contemporaneo moltiplicarsi dei sintomi di overtourism nel nuovo millennio. Questa cronologia non si accompagna però, insomma, poi ulteriori studi chiaramente se ne occuperanno con politiche turistiche che effettivamente abbiano il polso della situazione e interpretino questi fenomeni. Non si accompagna neppure con la cronologia della percezione delle Cinque Terre, ossia abbiamo visto come il mito delle Cinque Terre tradizionale sia duro a morire e abbiamo visto appunto come le rappresentazioni nella stampa e nelle guide a volte anticipino in qualche modo gli sviluppi successivi e siano un po' la Cassandra della situazione, a volte invece restino intrappolate in stereotipi, in immagini che la comunicazione turistica ha voluto veicolare e sulle quali sostanzialmente si è basato anche un po' il successo delle Cinque Terre. Ma naturalmente sull'aspetto della percezione poi entrerà maggiormente nel dettaglio il professor Spinelli che ora vi parlerà della nostra ricerca un po' più nel concreto. E io vi ringrazio per l'attenzione e per avermi dato la possibilità di partecipare anche se da remoto. Grazie Elisa. Perfetto, se puoi interrompere la condivisione così possiamo rimettere le slide qui in locale. Vado avanti io o avanti? No, grazie. Sì. Buonasera, anche da parte mia un sentito ringraziamento per l'invito. Come sono stato introdotto dalla professoressa Lollandi, in questo terzetto, diciamo, di ricercatori, io sono un po' il soggetto anomalo,
in quanto tanto il professor Zanini quanto la dottoressa Tizzoni condividono un background da storici in senso stretto e proprio del termine, con sfumature più storie economiche del turismo, storia sociale, storia ambientale. E effettivamente questo progetto di ricerca a cui faceva cenno il collega nasce proprio nell'alveo degli storici. Quello che non vi abbiamo detto è che la nostra unità, che studia le Cinque Terre, è parte di un network su scala nazionale che sta studiando contemporaneamente altri casi analoghi. Il caso di Venezia, innanzitutto, che proprio è emblematico, e il caso delle foreste casentinesi, che invece è leggermente diverso per dinamiche e per risultati. Perché però, diciamo, oltre a una grande amicizia che mi lega al collega Zanini, abbiamo ritenuto che ci fossero i presupposti per una collaborazione scientifica un po' interdisciplinare? Perché quando si parla di questi fenomeni non si può dimenticare che essi sono il risultato sia di scelte di tipo politico, ma anche di scelte di tipo, se vogliamo, gestionale, quindi di management e di marketing di una destinazione, che è un po' uno dei campi di cui io mi occupo. Anche al momento di scegliere che metodologie utilizzare per provare ad approfondire, diciamo, a livello di dati, le origini di questo fenomeno, ricordiamo che il nostro studio si intitola Cosa è andato storto, quindi quali sono le motivazioni che possono aver portato a questa situazione, ci siamo chiesti quali approcci fossero possibili. Ne abbiamo identificati diversi. Alcuni li stiamo percorrendo tuttora, per esempio un approccio inevitabile è quello di matrice, diciamo, storico-politica. Quindi cerchiamo di ricostruire, e qui i colleghi storici sono sicuramente più, come dire, bravi di me, cerchiamo di ricostruire dai verbali, dalla normativa innanzitutto, ma anche dai verbali, dalle minute delle discussioni degli organi di governo, prima comunali, poi le ATP, poi regionali, cosa si pensasse di questo fenomeno, come lo si sia letto e se lo si è fatto, come lo si sia gestito, e questo sicuramente lo faremo. Ci sarebbe piaciuto parlare anche con chi questo processo di progressivo affollamento lo ha vissuto, ma qui scatta un problema, in quanto la dimensione temporale è così vasta da rendere molto difficile trovare ancora testimoni di questo fenomeno di cambiamento strutturale delle Cinque Terre, tanto tra i soggetti di, diciamo, di offerta, quindi operatori del settore, quanto tra i residenti. Inoltre, e qui mi avvicino a quello che abbiamo fatto, c'è un problema di distorsione percettiva, nel senso che andare a chiedere a un abitante delle Cinque Terre cosa pensi dello sviluppo turistico locale ti espone al rischio di ricevere due tipi di risposta, o una estremamente positiva o una estremamente negativa, in ragione, ce lo dice la letteratura, del legame che il benessere di questa persona, economico e non solo, ha con lo sviluppo turistico. Io credo che non vi sia albergatore, ma non solo alle Cinque Terre, ma ovunque al mondo, che è interrogato sul fatto che se sia bene o male che i flussi crescano, ti venga a dire no, forse ne vorrei un po' meno di turisti in albergo. No? Al contempo non c'è residente rivierasco ligure non proprietario di hotel o di stabilimento balneare che non si lamenti quotidianamente dell'affollamento, della mancanza di parcheggi, dell'aumento dei prezzi e così via. Allora abbiamo provato, mettendo un po' a sistema tecniche sia di tipo storico che invece, se vogliamo, di ricerca di marketing, ad analizzare un punto di vista che possiamo definire, almeno sulla carta, un pochino più neutrale. Cioè ci siamo chiesti, ma nel tempo, come è cambiata la lettura che è stata data delle Cinque Terre come destinazione turistica da parte della stampa nazionale? L'assunto di partenza è che la stampa è un po' cassa di risonanza del sentimento collettivo, perché oltre alla sensibilità specifica del singolo giornalista, tende un po' ad amplificare sensazioni che naturalmente vengono colte, diciamo, sul territorio. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato quella che si definisce una content analysis, diciamo, longitudinale nel tempo. Cioè siamo andati a cercare tutti gli articoli degli archivi digitali del Corriere della Sera e della Stampa, che in un intervallo di tempo molto ampio, che ora andrò a meglio specificare, ma sostanzialmente dagli anni 60 all'inizio degli anni 2000, menzionassero la parola Cinque Terre. Ora la faccio semplice, è stato un pochino più difficile perché abbiamo anche usato i toponimi più specifici. Abbiamo fatto una faticosa e radicale scrematura di tutti quei casi in cui non si parlasse di turismo alle Cinque Terre, ma di qualsiasi altro aspetto, e poi abbiamo classificato tutti gli articoli che invece erano pertinenti. Classificato, poi vi darò più dettagli, secondo due grandi aspetti. Innanzitutto il tema, quindi sì, Cinque Terre e turismo, ma
di cosa stiamo parlando, no? L'argomento. E vedremo poi il nostro dizionario, quindi quali sono i temi che abbiamo mappato. E poi, qui se vogliamo entra un po' in campo la metodologia un po' più di marketing, abbiamo cercato di stimare in maniera qualitativa il cosiddetto sentiment, ovvero se noi trattiamo un certo tema, lo possiamo fare con un approccio che è, diciamo, positivo o a seconda dei casi di supporto, può essere invece di critica, può essere neutrale. Quindi il tema, la domanda è stata: di cosa si parla quando ci si riferisce a Cinque Terre come destinazione turistica, ma anche in che termini questo tema viene affrontato? Perché chiaramente un articolo che, ad esempio, ci parlasse, facesse un po' il bilancio della stagione turistica 1970-71, oltre ai numeri, probabilmente avrebbe incluso un commento. Sono troppi, sono troppo pochi, che bello che stanno crescendo, oppure siamo arrivati a un livello di guardia. Quindi abbiamo mappato anche proprio il tono, se vogliamo, di ogni singolo articolo. È stato un lavoro abbastanza, come dire, corposo, in quanto siamo partiti da oltre 1100 articoli estratti dalle banche dati e da questo punto di vista un plauso alle banche dati stesse, ovvero questi quotidiani, seppur in maniera non ottimale, hanno un archivio abbastanza semplice da sfogliare. Poi però abbiamo dovuto aprirli uno per uno, e qui la pazienza degli storici, come anche la professoressa Rollandi sa bene, è sicuramente, come dire, una grandissima virtù. Abbiamo estratto rispettivamente circa 200 articoli dal Corriere della Sera e poco meno dalla Stampa, nello stesso identico intervallo temporale. Perché queste due testate? Beh, le ragioni sono sia pragmatiche che di metodo. Se vogliamo iniziare con quelle di metodo, perché comunque sono le testate principali nei mercati del nord-ovest, che da sempre rappresentano un bacino privilegiato di turismo in Liguria, più prosaicamente sono anche i quotidiani più antichi che abbiano una banca dati ben costruita, facilmente fruibile. Una nota: perché non il secolo XIX? Perché il secolo XIX è di parte, nel senso che è il quotidiano locale, quindi noi volevamo escludere influenze di qualsiasi tipo, quindi da una semplice, come dire, sostegno di bandiera o campanilistico, perché comunque è sempre bello parlare bene delle proprie località, eventuali influenze politiche, eventuali influenze imprenditoriali, non che il Corriere e la Stampa siano, come dire, scevri da qualsivoglia tipo di legame, però perlomeno ci sembrava meno diretto rispetto all'oggetto del nostro studio. Ad ogni articolo, quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito un dataset in cui ad ogni articolo corrispondeva da 1 a 3 tag, quindi etichetta, diciamo, tematica. Quindi normalmente gli articoli trattavano 1 o 2 temi del nostro dizionario, che ora vi vado ad illustrare. In certi casi erano articoli più complessi, perché magari occupavano anche più di 2 pagine intere, e quindi sono servite fino a 3 etichette. E poi abbiamo per ciascun tag anche colorato, diciamo, questo riferimento, quindi il sentiment: positivo, negativo, neutro oppure interessante, dibattito. Perché un conto è non prendere posizione, un conto è non prenderla però provocando rispetto al fatto che bisognerebbe pensarci su. Quindi certi dati sono oggettivamente neutri, altri invece lasciavano aperta, come dire, un'interpretazione anche da parte del lettore. Cosa è venuto fuori? Innanzitutto abbiamo identificato questo dizionario. Quindi, partendo dalla letteratura scientifica in materia, quindi da chi aveva già un po' affrontato questi temi e anche dalle metodologie di ricerca storica, abbiamo identificato innanzitutto 5 macro tematiche. La prima è ambiente e paesaggio. In questa categoria rientrano quegli articoli che trattano sia del tema della viticoltura, che normalmente, anzi diciamola meglio, che noi abbiamo incluso solo quando aveva un risvolto di tipo turistico, quindi non ci interessava l'articolo che, come dire, commentava il fatto che il raccolto di uva dell'82 fosse stato particolarmente abbondante. Ci serviva che la viticoltura fosse messa in connessione con lo sviluppo turistico. E da qui chiaramente viticoltura vuol dire terrazzamenti, vuol dire tutela del paesaggio, vuol dire tipicità e così via. Oppure ambiente e paesaggio, tutti quei contributi che affrontavano il tema della qualità ambientale. Abbiamo poi un altro set di tag dedicati ai caratteri del territorio, che sono proprio quelli che la collega Tizzoni ha menzionato prima. Quindi Cinque Terre accessibili o inaccessibili, Cinque Terre autentiche o non più autentiche come un tempo e così via. Un altro set di etichette ci è servito per individuare gli articoli che mettevano in evidenza criticità del territorio con ripercussioni sui fenomeni turistici.
quindi le carenze nei servizi infrastrutturali di trasporto, l'erosione e il dissesto idrogeologico, gli eventi meteo estremi, quindi alluvioni e così via, e gli incendi. Quarto blocco, articoli direttamente legati allo sviluppo turistico, quindi articoli in cui venivano menzionati eventi o manifestazioni, sottolineandone proprio il ruolo di potenziale richiamo sul territorio, articoli che affrontavano il tema del modello di sviluppo delle Cinque Terre, il tema del numero chiuso, quindi molto specifico, le politiche turistiche, quindi un riferimento alle scelte di soggetti pubblici con riferimento al futuro turistico delle Cinque Terre, il boom delle presenze, gli articoli relativi alla stagione, quindi un po' diciamo di inquadramento di come stesse andando il fenomeno in un certo momento storico, e poi in particolare abbiamo notato molti articoli dedicati al tema del turismo culturale. Infine abbiamo trovato alcuni tag, diciamo più, come dire, già schierati, quindi tipicamente legati a effetti negativi, quindi cementificazione, comportamenti scorretti dei turisti, quello a cui faceva riferimento il collega Zenin all'inizio. Il problema non è solo avere tanti turisti, ma anche avere cattivi turisti. Pensate a territori come la Costa Brava in Spagna o le isole Baleari invasi di inglesi, diciamo, ebbri e schiamazzanti. Sicuramente, oltre al numero, c'è anche la cattiva qualità a fare danni. L'inquinamento, e addirittura in qualche articolo si accennava proprio a fenomeni di turismofobia, quindi di repulsione, ancora per la verità contenuti, da parte dei residenti. Sempre a livello metodologico può essere interessante condividere con voi il fatto che quando si fa un lavoro del genere si parte con un dizionario ma si finisce con un altro, perché quando si comincia a lavorare veramente sugli articoli ci si accorge di essersi dimenticati qualche tema che invece c'era, o al contrario qualche aspetto che ci sembrava centrale non lo era così tanto, si poteva accorpare e così via. Come sempre è importante un compromesso tra maneggevolezza dello strumento di indagine e la sua completezza. Cosa abbiamo scoperto? Il nostro periodo di riferimento copre gli anni che vanno dal 66 al 2005. 66 perché è legato proprio a, diciamo, l'innovazione infrastrutturale che apre le Cinque Terre ai flussi turistici, 2005 per diverse ragioni. Diciamo innanzitutto perché anche tecnicamente dopo quella data, ahimè, la stampa non è più d'archivio e quindi diventa molto più complessa da sfogliare. Ma poi, come dire, ci interessava proprio il periodo precedente al boom, per capire se in quel momento si sarebbe potuto vedere il sorgere di condizioni critiche, perché quando ormai il danno, se così vogliamo chiamarlo, perché è un dolce danno per gli operatori turistici locali, si era palesato, era tardi per domandarsi se stesse accadendo oppure no. Già da questo primo grafico capiamo come il nostro dizionario, come dire, sia coperto in maniera abbastanza completa. Peraltro, una parte maggioritaria degli articoli si riferisce a due categorie, che sono quelli dello sviluppo turistico e quelli, diciamo, dunque, me ne manca, dove è finito? Scusa che perché vedo male. Ecco, e gli effetti negativi del turismo, sono sfumature di rosso che si vedono male qui. Quindi la fetta, diciamo, di sinistra della torta. Più contenuti, gli articoli più limitati, gli articoli dedicati ai caratteri del territorio, alle criticità o gli aspetti paesaggistici. Sottolineo, mi sbaglierò, l'ho appena fatto, non tanto gli articoli quanto i tag, cioè le etichette che abbiamo messo. Non c'è coincidenza perché, come abbiamo detto prima, un singolo articolo può portare anche più di una etichetta quando affronta più di un tema. Infatti abbiamo ben 549 etichette a fronte di soltanto circa 400 articoli. Per capire però l'evoluzione nel tempo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo suddiviso tutte queste etichette per decadi e abbiamo rappresentato anche graficamente la rilevanza relativa delle diverse parole nei diversi periodi. Questo per capire di cosa si parlasse di più. Vediamo che negli anni, diciamo, a cavallo tra 60 e 70, il tema chiave è il tema della stagione turistica. Quindi la maggior parte di questi articoli, diciamo che si limita a raccontare la dimensione del turismo, le sue tendenze, poi vedremo più avanti con che colori, quindi con che accezioni. Però abbiamo anche, in maniera abbastanza evidente, una presenza di termini marcatamente negativi. Si comincia a parlare di eventi meteo estremi, di cementificazione, di carenze, di erosioni di dissesto idrogeologico, di boom delle presenze, di inquinamento, e resta anche abbastanza, come dire, evidente il tema dell'accessibilità. Quindi ci comincia a rendere conto che questa difficoltà di arrivo nel territorio può rappresentare un freno
per un'ulteriore crescita. Passano 10 anni e troviamo un cambiamento. Come vedete, a cavallo tra gli anni 70 e 80 si continua sì a parlare di stagione turistica, ma per la prima volta diventa evidente il tema dei comportamenti scorretti da parte dei turisti. Quindi i locali, in coerenza con tutti i modelli che disegnano il rapporto fra locals e visitors, diciamo, cominciano a lamentarsi. Cominciano a lamentarsi perché? Perché è tipico in questi modelli evidenziare una prima fase di euforia, in cui, come dire, l'arrivo dei turisti è considerato un evento positivo da tutti i punti di vista. Quando passa un po' l'innamoramento e si comincia a riflettere anche sulle ricadute negative, ci si rende conto di come avere tutte queste persone su un territorio comunque con delle fragilità e delle limitatezze strutturali comporti anche delle ricadute negative. Soprattutto poi ci si lamenta del fatto che magari l'utilizzo del litorale sia fatto in termini, come dire, poco rispettosi, con inquinamento e così via. Stiamo parlando, lo ripeto, non di opinioni dei residenti, ma di articoli sul Corriere della Sera. Quindi un giornalista che si è sentito in dovere di riportare informazioni di questo tipo. Se è arrivato fino alle redazioni centrali di Milano e Torino, vuol dire che effettivamente se ne cominciava a discutere. Vediamo sempre le parole, diciamo, riferite anche ai problemi del territorio, l'erosione, il dissesto e così via. Vediamo anche nascere un termine interessante, cioè qualità ambientale. Ci si comincia quindi a porre delle questioni riguardo alla tenuta dell'ambiente naturale in questi territori. Passano altri 10 anni ed ecco che qualità ambientale è diventato il tema principale. Altra risultanza fortemente coerente con i modelli teorici di riferimento: prima si vedono i problemi di tipo ambientale, poi quelli di tipo sociale. Perché? Perché si fa prima a sporcare una spiaggia che a creare tensione tra residenti e visitatori. Quindi vediamo chiaramente come nel terzo periodo, nel quarto periodo che abbiamo notato, qualità ambientale diventi il tema dominante. Ma compare anche finalmente una parola che fino a quel momento era rimasta in secondo piano, cioè politiche turistiche. Forse è il momento di cominciare a parlare di una gestione politica, nel senso nobile del termine, di questi fenomeni. Anche perché, se vogliamo scendere a un livello meno nobile, diciamo, dell'accezione del termine politica, chiaramente le popolazioni del luogo, almeno in parte, cominciano anche a essere un po' irritate. I modelli parlano proprio di irritazione nei confronti dei turisti e per un, come dire, per l'ente locale gestire questo tipo di irritazione diventa fondamentale. Quindi già da questo primo set di immagini abbiamo capito come il tema centrale della narrazione nel tempo evolva. Abbiamo fatto ancora un altro esercizio, cioè abbiamo preso le parole più importanti durante l'intero periodo e le abbiamo analizzate, diciamo, trasversalmente ai decenni, colorandole con il sentiment dominante. Quindi ci siamo chiesti non solo quanto se ne parlasse da un decennio all'altro, ma anche se sia cambiato il tono associato a questa trattazione. Ecco, per esempio, il termine stagione turistica. Come si interpretano tutti questi grafici che vi mostrerò? Sono solo 4 o 5, non di più. La linea nera ci rappresenta il numero assoluto di tag, cioè quante volte abbiamo associato questo tag, questa etichetta, agli articoli del periodo. Quindi, per esempio, negli anni dal 66-75 abbiamo circa 26, guardate la scala a destra, articoli a cui abbiamo associato il tema stagione turistica. Il rettangolo è un'indicazione relativa. Perché? Perché chiaramente se vi dico 26 articoli, però dipende su quanti. Se in quel decennio gli articoli erano pochissimi, 26 sarebbe stato molto. Scala a sinistra, percentuale. Come vedete, negli anni 60-70, quasi un quarto degli articoli che abbiamo censito trattava anche o solo di stagione turistica. Già solo che da questa prima occhiata vediamo come il tema perda radicalmente importanza. Quindi cessa questa abitudine di fare un po' il resoconto di come stia andando o sia andata la stagione, salvo una lieve ripresa nell'ultimo periodo. Questo avviene sia in numero assoluto, vedete che la linea nera è sostanzialmente decrescente, ma anche rettangolo in termini relativi, cioè se ne parla meno perché si parla di altro. In che termini se ne parla? Azzurro, neutrale. Non ci stupisce, vi diciamo come va. Un altro tema che, e questo ci ha un po' sorpreso, perde drammaticamente spazio nella stampa è quello del boom delle presenze.
vedete che se all'inizio ci si preoccupava parecchio di misurare questo fenomeno e lo si considerava come qualcosa di emergente, probabilmente cosa succede? Il consolidamento di alti volumi fa sì che non sia più la notizia il fatto che ci siano tanti turisti alle Cinque Terre. Infatti cosa succede? Perde peso ma diventa rosso. Quindi non se ne parla più come un dato di fatto con approccio neutrale, ma al contrario se ne comincia a parlare in termini negativi, cioè cominciano a essere troppi. Non è l'argomento dominante, ma sicuramente è un argomento in cui il sentiment cambia radicalmente colore. Altro tema molto curioso è quello dell'accessibilità. Le cose nel tempo, da un lato, sono sicuramente migliorate alle Cinque Terre perché la rete infrastrutturale è stata completata, implementata, però probabilmente l'equilibrio tra capacità di carico della rete infrastrutturale e entità dei flussi nel tempo muta. E quindi cosa succede? Che anche con più parcheggi e più strade, se i turisti crescono ancora di più, il risultato finale è una insoddisfazione generale. Sebbene il tema sia trattato in termini abbastanza neutrali, quando non problematici a cavallo tra gli anni 70 e 80, vediamo che un po' in fasi alterne è un tema molto caldo, in termini assoluti e anche relativi. Perde importanza soltanto nell'ultimo periodo. Erosione di distretto geologico. Questo è abbastanza, come dire, emblematico di come invece ci si comincia a rendere conto di un problema. Quindi anche per colpa dello sviluppo turistico, non solo, diciamo che soprattutto in ragione, a causa dell'antropizzazione del territorio, anche diciamo infrastrutturale, si nota come il tema del dissesto idrogeologico acquisti importanza, ma soprattutto cambi completamente tono. Cioè se all'inizio era un tono neutrale in cui probabilmente si poteva evidenziare il fatto che il territorio sarebbe potuto risultare esposto a problemi di questo tipo, da metà degli anni 80 in avanti il tono peggiora parecchio. Se negli anni 80-90 l'approccio era forse dobbiamo cominciare a preoccuparcene, dibattito, negli anni 90 il sentiment vira marcatamente verso il negativo. Se ne parla meno, ma quando se ne parla in termini veramente negativi. Ma allora, se tutti i temi che abbiamo visto finora perdono importanza, cos'è che acquista importanza, perlomeno a livello relativo? Qualità ambientale. Qualità ambientale sicuramente è un tema che sta acquistando moltissima importanza. Guardate, nell'ultimo decennio considerato, quasi il 30% degli articoli affronta questo tema. E non ci stupisce. Perché? Perché intanto la certificazione UNESCO porta con sé l'obbligo di mantenere degli standard di qualità anche ambientale, quindi bisogna cominciare a preoccuparsene perché è un problema. Dall'altro forse in realtà le cose non vanno neanche tanto male, perché se vedete l'ultima barra è azzurra, mentre quella precedente era rossa, quindi diciamo che l'approccio perde il suo carattere marcatamente negativo, quindi non è solo un problema di qualità ambientale, ma forse in termini più positivi c'è un tema di qualità ambientale che deve essere assolutamente preso in considerazione. Non dimentichiamoci anche che in quel periodo cominciano ad acquistare importanza le riflessioni sulla sostenibilità a tutto tondo. Diventano di quelle parole chiave, ci sono anche gli obiettivi del millennio, quindi cominciano a queste tematiche ad acquistare un'importanza sicuramente maggiore che in passato. Anche i movimenti ambientalisti acquistano potere sia politico che anche, diciamo, sociale e di conseguenza anche per quello che riguarda le Cinque Terre come destinazione turistica ci preoccupiamo di questo. E infine, non ci stupisce, politiche turistiche. Non se ne parlava assolutamente negli anni 60-70, anche perché in realtà ci sarebbe stato da chiedersi chi se ne sarebbe dovuto occupare, perché le regioni non c'erano ancora, è una competenza nazionale, ma, come dire, era abbastanza rudimentale ancora l'assetto normativo in materia. Questione marginale ma problematica, o perlomeno di dibattito negli anni 70-80, dagli anni 80 in avanti diventa un tema cardine, ma declinato in termini positivi, ovvero la narrazione ci dice finalmente ci si comincia a preoccupare di definire delle linee politiche di sviluppo che tengano conto dei limiti e tutto quanto. Quindi, se guardiamo tutto insieme, abbiamo delle risultanze abbastanza, come dire, non così nette come ci saremmo potuti aspettare. Nel senso che i segnali forse ci sono stati, sì, ma un po' a fasi alterne, perlomeno dal punto di vista della stampa.
Quindi probabilmente l'equilibrio dinamico tra domanda e offerta turistica alle Cinque Terre ha subito delle oscillazioni per cui da un punto di vista meramente percettivo, perché il giornalista scrive anche basandosi su numeri, ma soprattutto su quello che sente e che crede di percepire anche nel sentimento popolare, il problema dell'overtourism ha avuto dei momenti di picco e dei momenti invece di minore considerazione. Forse questo può anche essere una parziale scusante per una miopia, se vogliamo, anche politica, perché non c'è mai stata una pressione così forte come probabilmente c'è oggi. Non dobbiamo anche dimenticarci che parliamo di decenni in cui i mezzi di comunicazione avevano comunque una portata molto più contenuta di oggi. È chiaro che una foto fatta dall'influencer sopra menzionato, postata su un profilo con qualche centinaio di migliaia di follower, fa il giro del mondo in un attimo e quindi a cascata provoca conseguenze e risonanza mediatica molto più elevata. Negli anni 60 o 70 sì, va bene, però era tutto molto più contenuto. Allora, la stampa non ci ha detto tutto quello che cercavamo, cosa vogliamo fare nel proseguo del nostro lavoro che durerà ancora almeno un anno? Innanzitutto, con grande fatica, allungheremo la serie. Quindi vediamo cosa succede dal 5 in avanti. Ci allontaniamo un pochino dalla dimensione prettamente storica ed entriamo più in quella della contemporaneità, però è importante completare la serie e vedere come è andata a finire da questo punto di vista. La dottoressa Tizzoni ha avuto una felicissima intuizione e ci ha suggerito di complementare l'analisi con uno studio simile sulle testate straniere. Perché? Non fosse altro perché le Cinque Terre sono storicamente tra le parti, diciamo, di Liguria più aperte a un turismo internazionale e anzi ultimamente, diciamo, intendendo per ultimamente, negli ultimi decenni, sono perlomeno la provincia della Spezia è quella che ha la quota di turismo straniero più elevata di tutte. Quindi mentre un tempo poteva essere Imperia, collega Zanini, grande esperto di turismo nella Belle Époque nell'imperiese, oggi Spezia è la provincia che attira più stranieri. Allora chiederci come il Times, il Der Spiegel, le Figaro guardassero, se hanno guardato alle Cinque Terre nei decenni passati, aggiunge ulteriore colore alla nostra analisi. Integrazione con serie storiche di dati, ovvero, seppur con tutti i limiti già menzionati dalla collega Tizzoni, proviamo a sovrapporre l'andamento dei flussi di lungo periodo con l'andamento dei nostri argomenti. Quindi c'è una correlazione? Forse vediamo delle impennate a cui fa seguito una lettura più critica delle presenze, vediamo dei momenti di stasi in cui magari il problema passa, diciamo, in secondo piano. E infine, questo lo stiamo già facendo, ed è lavoro proprio da storici, incrociamo questo aspetto che è legato alla percezione e alla comunicazione con quello che ho detto prima, cioè fonti archivistiche e normative. Cioè andiamo a vedere cosa si diceva nei consigli comunali, cosa si diceva nel consiglio regionale dopo la sua formazione, in tutte le sedi opportune rispetto a come gestiamo il turismo nelle Cinque Terre. Si diceva qualcosa? In che termini? Qui chiaramente è un lavoro di ricostruzione di storia politica che però ci può riservare delle interessanti sorprese. Il nostro obiettivo, che poi era quello che volevamo condividere con voi questa sera, non è assolutamente quello di gettare colpe, anche perché il lavoro dello storico da questo punto di vista, mi permetto di dire, è facile perché analizza la partita quando è già finita. Quindi andare a intravedere l'errore di schema o la formazione non ottimale, per usare una metafora calcistica, è facile, siamo tutti commissari tecnici il giorno dopo, no? Quindi il nostro scopo non è lanciare, come dire, caricare la croce sulle spalle di nessuno, anche perché se vogliamo fare una battuta un po' più politica, nel tempo abbiamo avuto tutti i colori, quindi non è che ci sia stato, come dire, momenti di particolare gloria normativa seguiti invece da momenti di minore attenzione. A noi interessa capire why it went wrong, cioè perché è andata storta. Ma ci interessa capire anche un'altra cosa, e questo lo faremo probabilmente interrogando invece la contemporaneità. Ma è andata veramente storta? Perché vi assicuriamo che ci sono interlocutori assolutamente di livello che sostengono che tutto sommato le Cinque Terre non siano poi in questa situazione così grave, perché ti commentano che sì, in qualche giorno dell'anno c'è effettivamente il problema. Ora, chi conosce il territorio più da vicino comincia a contarli questi giorni dell'anno e ci vogliono tante mani. Però anche questo è interessante, cioè la percezione.
Siamo veramente in una situazione di crisi? Probabilmente non è come a Barcellona, ma perché il turismo delle Cinque Terre ha comunque una sua stagionalità intrinseca, essendo un turismo outdoor. Però probabilmente i segnali cominciano ad esserci tutti. Noi vogliamo un po' vedere se ce ne saremmo potuti accorgere prima, per provare a suggerire magari qualche ricetta a chi, come ha detto il collega Zanini, oggi vive il problema e a chi magari potrebbe evitare di viverlo domani. C'è una conclusione però che non possiamo omettere. Il turismo è un fenomeno che ha un trend crescente inevitabile. Se voi guardaste i dati degli ultimi 70 anni riferiti al turismo internazionale, quindi alle persone che attraversano una frontiera, che sono una minoranza dei turisti, siamo passati, vado a memoria, da, mi pare, 50 milioni negli anni 50 a 1,8 miliardi negli ultimi anni. Ma perché? Ma perché c'è un'apertura di mercati di partenza, quindi popoli interi che entrano in quel livello di benessere sufficiente per porsi, come dire, il problema di andare in vacanza. Abbiamo un'apertura politica, abbiamo un'esplosione dei mezzi di trasporto, quindi pensare è una loro economicità, pensare che si possa frenare questo mare è come immaginare di svuotarlo col secchiello. Quindi non possiamo pensare che i flussi si fermeranno. Da questo punto di vista è un paragone, come dire, che non vuole essere irrispettoso, ma è un po' come quando si parla del fenomeno delle migrazioni, cioè non si può pensare che finiscano, perché comunque ci sono miliardi di persone che da un lato cercano un futuro migliore, dal nostro caso più felicemente cercano un luogo dove fare vacanza. Quindi tenere fuori sarà complicato. Quello che è fondamentale però è regolare. Come? Ha detto bene il collega, mettiamo una tassa? Un turismo plutocratico non è tanto bello, non è neanche tanto etico e non è nemmeno tanto sostenibile. Però cosa si fa? Le soluzioni, delle proposte di soluzioni ci sono in giro per il mondo, soprattutto per tentare di redistribuire i flussi. Dal nostro umile punto di vista, cercare di capire quali possono essere delle luci rosse che segnalano il problema all'origine può essere un piccolo contributo per aiutare anche il policy maker nel prendere questo tipo di decisione. Con questo io vi ringrazio a nome di tutti noi e se ci sono domande siamo più che disponibili. Prego. No, devono sentirlo. Grazie. No, una cosa che forse non ho sentito è che praticamente, non so se voi sapete, c'è stato un film di animazione che si chiama Luca nel 2021, che io ho scoperto così casualmente. Mentre invece 2 anni fa sono stata a Spoleto e quelli di Spoleto, nonostante ci fosse il Festival dei Due Mondi, mi dissero che il Don Matteo aveva aumentato il numero delle persone, dei turisti, di 20.000 unità l'anno. Sì, assolutamente. Lei menziona, di questo... lei menziona un altro fenomeno contemporaneo, ovvero la moltiplicazione delle motivazioni sottostanti al consumo turistico. Messa in termini essenziali, se in passato la vacanza era soprattutto occasione di riposo o di appagamento culturale in senso stretto, oggi sono molteplici le ragioni che ci spingono a scegliere una certa destinazione. Quello che lei menziona è un classico esempio di cineturismo, perché comunque il mondo del cinema, dell'animazione e anche, diciamo, per analogia, per esempio il mondo della letteratura, offre spunti che spingono le persone a visitare, nel caso del cinema, i set dove sono realizzate queste produzioni. Lei citava il caso del lungometraggio Luca, che è ambientato in queste Cinque Terre, diciamo, ricreate, tra l'altro da un regista genovese, quindi non a caso. Sì, il regista della Disney Pixar, adesso non ne ricordo il nome, ma è genovese di nascita. E sicuramente hanno contribuito. Per esempio, noi abbiamo avuto modo di conoscere un tour operator locale che ha organizzato dei treni a tema Luca per andare alle Cinque Terre, per esempio. Ma le faccio dei casi ancora più forti. Lei pensi a Montalbano nella Sicilia, ma anche per esempio il Trono di Spade a Dubrovnik, piuttosto che i luoghi di Harry Potter in Inghilterra, piuttosto che per esempio i luoghi del Signore degli Anelli in Nuova Zelanda o ancora del Codice da Vinci
a Parigi, il Louvre, la chiesa di Roslin in Scozia. Il cineturismo e anche il turismo letterario vanno fortissimo. E nuovamente c'è un problema, perché quando una serie come Il Trono di Spade è un successo planetario, perché è distribuita su queste piattaforme come Netflix, parliamo di milioni di spettatori, basta che una piccola percentuale desideri visitare il set e una città, peraltro già a vocazione turistica, come Dubrovnik, ne viene sommersa. È proprio un esempio calzante, ma le faccio un esempio di casa nostra. Forse lei conoscerà il lago di Braies, che si trova in Alto Adige, vicino a San Candido, che è vittima della fiction Un passo dal cielo, in quanto ambientata lì, c'è praticamente il commissariato, direi che sono poliziotti in quel caso, quindi sì, è sul lago, e hanno dovuto praticamente, come si dice, contingentare gli ingressi. Io conosco bene quelle zone perché andavo in montagna lì. Hanno dovuto fare un parcheggio a chilometri di distanza dal lago, creare una navetta e contingentare gli ingressi, perché non se ne poteva più. Così come Don Matteo ha. Ma io ricordo, poi chiudo, qua andiamo sul personale, tanti anni fa c'era stata per esempio su Canale 5 una fiction, Il giudice Mastrangelo, ambientata a Lecce, e nel mio piccolo avevo sperimentato come i miei genitori, i miei suoceri, i loro amici, tutti colpiti dalla bellezza del Salento, nel giro di pochi anni vi fossero andati. Oppure pensate all'investimento che ha fatto dalla Regione Basilicata per ospitare il Matataranni Pubblico Ministero. Se voi guardate i titoli di coda di queste fiction, vedete che sono molto spesso sostenute dalle cosiddette film commission, ce l'avevamo anche in Liguria, Petra, Blanca, tutte queste, cioè le regioni pagano per attirare e ospitare le produzioni. Il risultato qual è? Che se Blanca fa troppo successo, poi a Camogli, perché è ambientata anche a Camogli, ci troviamo tutti che vogliono mangiare la focaccia davanti a casa di Blanca. Quindi anche lì facciamo un applauso ai nostri politici che sono bravi nell'attirare interesse e le produzioni, creare lavoro indotto, oppure dobbiamo spaventarci perché potremmo morire di troppo successo? Il titolo dell'incauto successo voleva dire un po' questo, diciamo. Bene, ci sono altre domande? Prego. Innanzitutto complimenti a tutti e tre per la interessantissima relazione, per i dati che avete mostrato e per i punti che avete toccato e che sicuramente hanno dei riflessi di estrema importanza nella politica generale di gestione di un territorio, come per esempio il Cinque Terre. Le mie due domande sono due domande, forse una in parte aveva già risposto lei. Voi avete tenuto conto dei turisti italiani o turisti stranieri? Insieme? Cioè il numero dei turisti era totale. Ok. L'altra domanda è, c'è stata o c'è un'influenza del parco delle Cinque Terre? Cioè nel momento in cui è stato istituito il parco c'è stato qualche effetto oppure no? Grazie comunque. Elisa, su questo vuoi intervenire tu? Va bene, volentieri. Sì, allora, mi sentite, vero? Sì, allora, diciamo che il parco ha questa ambiguità di fondo, se vogliamo, di dover appunto assolvere a questi due obiettivi, cioè quello di conservare il paesaggio terrazzato e anche chiaramente il patrimonio ambientale, e questo suggerirebbe quindi di contenere il turismo e i suoi effetti. Di contro, sin da quando è stato creato, è stato dichiaratamente presentato come il Parco dell'Uomo che adempie anche alla valorizzazione del territorio. Il ministro dell'epoca Ronchi lo presenta appunto come una novità. In realtà non era un modello così nuovo in Europa, ma appunto un parco che vuole anche promuovere il territorio. Quindi sicuramente il parco, se vogliamo, è un corresponsabile dell'overtourism sotto un certo punto di vista, perché naturalmente le iniziative che ha fatto per scoprire il territorio
dal punto di vista turistico, sono iniziative che hanno richiamato ulteriori turisti, ma anche le iniziative non necessariamente turistiche che però hanno avuto visibilità all'estero, recupero dei muretti a secco, dei sentieri, sono tutte cose che sono state ampiamente coperti dai media italiani e stranieri e non hanno fatto altro che attirare i turisti. Il parco di recente ha anche provato a studiare il fenomeno, così come ha fatto il comune di Riomaggiore, commissionando appunto uno studio. E come dicevo, l'intervento dell'autorità, compreso il parco, nella stragrande maggioranza dei casi è ancora fermo a cercare di capire il fenomeno. Se si eccettua, forse l'unica iniziativa veramente concreta è stato il tentativo di alzare appunto cioè il tentativo, il fatto di aver alzato il biglietto del treno per le Cinque Terre con vari obiettivi, tra cui quello di dissuadere i turisti a recarsi alle Cinque Terre nei momenti di alta stagione. Però fatta questa eccezione, siamo ancora fermi allo studio del fenomeno, da una parte, e dall'altro si continuano a fare cose, come fa anche il parco, che volenti o nolenti non fanno altro poi che aumentare la notorietà delle Cinque Terre, invogliare i turisti a venire e questo chiaramente è un fattore ineludibile perché d'altra parte la missione del parco è quella di cercare di migliorare il territorio e anche renderlo attrattivo e quindi inevitabilmente non farà altro anche in futuro che aumentare il richiamo per i turisti. Naturalmente il parco, la storia del parco, abbiamo detto, non è una storia tutta di successi, di rose e fiori, c'è stata anche la pubblicità negativa, diciamo anche in termini un po' cinici, la pubblicità negativa data dalle inchieste giudiziarie e anche pubblicità negativa dell'alluvione, che in realtà poi è stata subito trasformata come in pubblicità positiva, perché i media hanno sottolineato come il territorio, compreso il parco e i vari attori, si siano impegnati per la rinascita e quindi in realtà paradossalmente l'alluvione anche per le attività di comunicazione del parco non ha fatto altro poi che incentivare ancora di più il turismo. Quindi chiaramente rimane un po' questa ambiguità di fondo e questo doppio ruolo che è, se vogliamo, anche ineliminabile. Io direi che è un po' questo il problema. Grazie. Ma posso fare due osservazioni? Allora, l'immagine che la dottoressa Tizzoni ha proiettato di Monterosso negli anni 60 in realtà sarebbe dovuta essere accompagnata da un paesaggio. Il paesaggio sarebbe stato di territorio totalmente vignato. Se oggi noi andiamo nelle Cinque Terre, il territorio rispetto ad allora è vignato per il 40%. E questo è un problema che riguarda l'ambiente e il territorio. Il territorio è molto, molto fragile. Buona parte dei muretti sono stati costruiti in passato e sono crollati. Uno dei motivi per cui la litoranea si è fermata, siccome io sono anziana e sono una delle testimoni di tutto ciò, è dovuto al fatto che l'ANAS aveva addirittura progettato di costruire una litoranea lungo il mare, vale a dire, secondo i piani dell'ANAS degli anni 60, la strada sarebbe dovuta passare proprio nelle pieghe delle valli. Per fortuna, turisti italiani e stranieri di un certo tipo che non c'è più nelle Cinque Terre, si sono opposti in tutte le maniere ed ecco perché si sono fermati lì. Il fatto che la strada da Manarola a Corniglia, per esempio, sia crollata e che ci siano quelle che chiamano sul posto delle lame, vale a dire dei crolli del terreno, vi dà l'idea, una conferma della terribile fragilità. Questo, scusate, volevo proprio dirlo perché, come dire, è abbastanza importante. Numero 2, la qualità del trasporto. Le ferrovie, in realtà, da quello che mi risulta, l'ammontare delle persone che si muovono nella cosiddetta stagione, che si è sempre più ampliata, perché gli unici mesi nei quali c'è solo un turismo
di stranieri molto elitario, e cioè fine novembre, dicembre, gennaio, febbraio, metà marzo. Poi questo tipo di turismo scompare, sono quelli che vanno a fare le escursioni, che camminano in maniera civilissima, eccetera. Compare tutto l'altro turismo che rende comprensibilmente molto contenti coloro che investono in attività economiche, che spesso non sono nemmeno locali. Bene, l'ammontare diciamo, dei passeggeri è circa 5 milioni, non 3. Questi sono i dati che corrono. Ebbene, da quello che io posso capire, poi così passo alla domanda, non si riesce da parte delle amministrazioni locali ad avere dei dati da parte delle ferrovie, punto primo. E secondo, la quota di contributo monetario che le ferrovie potrebbero, dovrebbero dare alle amministrazioni locali, credo che sia quasi pressoché nulla. Quindi da questo punto le amministrazioni sono un po' abbandonate. Però mi pare che venga fuori un po' sempre questa domanda, ma alla luce di tutto quello che sta capitando, fermo restando che a mio parere il parco, come dire, non ha ben chiaro quello che dovrebbe fare, perché non è vero, il territorio non è così manutenuto. Anni fa un collega storico dell'economia di Trento è andato a Monterosso, ha detto bellissimo, ma il parco non è tenuto come da noi in Trentino. Questa è una considerazione banale, quindi anche l'esistente non ha un tipo di manutenzione e di gestione come altrove viene fatto e che quindi si potrebbe fare. Ma c'è proprio un motivo di mantenimento dell'ambiente, perché le Cinque Terre esistono perché a monte, nel corso del tempo, qualcuno ha condotto, gestito, manutenuto il territorio. Quindi questo nemmeno gli abitanti delle Cinque Terre per buona parte hanno consapevolezza. Allora la mia domanda è, a vostro parere, le amministrazioni comunali hanno un piano di intervento, vogliono, hanno chiaro di che cosa devono essere queste Cinque Terre oppure no? Perché prima di parlare del turismo bisognerebbe anche studiare come si vuole che siano questi paesi. Scusate, sono un po' appassionata. In cauda vedendo. Proviamo a dare qualche risposta. Primo aspetto, noi abbiamo provato nell'ambito della ricerca, nella fattispecie della dottoressa Tizzoni, a procurarci a nostra volta i dati sui flussi di passeggeri trasportati delle ferrovie e ci hanno detto che è un dato che è coperto da segreto all'interno del contratto di servizio con Regione Liguria, di chiedere i dati alla Regione Liguria, che però non ce li ha mai forniti. Uno degli elementi che può concorrere a spiegare la discrepanza nelle cifre, cioè stima di 5 milioni di passeggeri trasportati contro quei 3 milioni e 4 di turisti che abbiamo visto prima, è perché i passeggeri trasportati includono anche quelli che fanno più tratta all'interno del territorio, cioè che quindi si muovono tra una stazione e l'altra, ma magari tutto all'interno della stessa giornata e quindi complessivamente il dato dei passeggeri trasportati è sicuramente più alto rispetto alle stime dei turisti. La domanda sulla consapevolezza di quale futuro si vuole disegnare per questi territori credo che sia un problema molto più ampio, perché credo che non lo sappiamo nemmeno di che cosa vogliamo fare per il nostro paese, forse nemmeno per l'Europa, a giudicare dai drammi all'interno dei quali stiamo vivendo. L'impressione che però abbiamo in quest'ultima fase della ricerca, in cui si è cercato di capire un po' di più che cosa quali sono stati gli approcci degli attori politici di fronte al cambiare della situazione, è che da un punto di vista dei comuni, a differenza di quello che accade nelle città
che vivono l'overtourism, i piccoli comuni sono in affanno, da un lato per la mancanza di risorse e dall'altro perché comunque devono barcamenarsi nel tenere conto del fatto che, come si diceva prima, a seconda se i concittadini sono positivamente toccati o negativamente toccati dal fenomeno turistico, questo impatta sulle scelte future delle amministrazioni comunali, che quindi cercano di dare in maniera più o meno voluta un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Di fronte al problema dell'overtourism, un amministratore locale ha dichiarato che le Cinque Terre non soffrono di questo problema e sottilmente si specificava che il problema sono gli escursionisti e quindi ricadevamo nel paradosso che vi dicevo in apertura, cioè che chi non pernotta lì è considerato tecnicamente un escursionista e non un turista. Quindi dove si vuole andare temo che non sia molto chiaro, temo che sia un problema di necessità di gestire il fenomeno, mentre finora abbiamo gestito in maniera direi molto efficace, dati i risultati, la promozione turistica. Adesso siamo ancora alla fase di studio per capire che cosa si potrebbe eventualmente fare, perché poi posso immaginare che se le ricette sono scomode o scontentano tanti, alla fine siano destinate a rimanere lettera morta, purtroppo. Ma in fondo il compito della politica sarebbe quello di prendere delle decisioni per il bene pubblico e contemperare tutti gli interessi in gioco, però questo spesso ci accorgiamo ai noi nel nostro paese, nel nostro secolo, nel nostro mondo che spaventa abbastanza e quindi spesso l'efficacia delle azioni che si potrebbero implementare, scusate, temo possa risentire anche di questi aspetti. Aggiungo solo un elemento. Un altro sintomo classico di overtourism è lo spiazzamento delle altre attività economiche, ovvero il territorio diventa una monocultura economica turistica. Questo è un problema da due punti di vista. Intanto di per sé, perché comunque, come sappiamo bene, la monocultura, tanto in biologia quanto in economia, è molto più a rischio, in quanto chiaramente ci si espone, diciamo, con tutta la propria economia ai marosi che possono arrivare. Un fenomeno come il Covid chiaramente ha impattato di più su un paese come le Maldive piuttosto che sulla Francia, chiaramente. Ma è un problema, a mio modo di vedere, anche da un altro punto di vista, perché crea una spirale perversa tale per cui più si tarda ad agire, più elevati saranno i costi legati a qualsiasi tipo di azione. Come accennava anche la professoressa Rollandi, gli operatori turistici delle Cinque Terre non sono necessariamente cittadini delle Cinque Terre. E quindi cosa succede? Quel processo di, chiamiamolo anche gentrification, a cui faceva cenno il collega Zanini, cioè questa sostituzione di residenti e attività genuine con pseudo residenti, cioè magari ristoratori che arrivano ogni mattina da Spezia piuttosto che da Levanto, e attività di tipo marcatamente ed esclusivamente turistico, espone poi a un problema di irreversibilità, perché un territorio che a questo punto non ha più nulla se non il turismo, con che coraggio dirà sì, però anche meno turisti. Come commentava la professoressa, riduzione dei terreni votati alla coltivazione vinicola, riduzione in generale di tutte le attività di tipo, penso anche legate alla pesca, al commercio, all'artigianato. Cosa resta? Se resta solo turismo, abbiamo le mani sempre più legate. Questo è un problema ed è anche per questo che la lezione andrebbe imparata presto, per evitare che addirittura sistemi turistici molto più grandi delle Cinque Terre imbocchino questo sentiero monoculturale con eccessiva enfasi. Quando sentiamo dire che addirittura non tanto la regione, ma addirittura il nostro paese dovrebbe vivere di turismo, ma Dio ce ne scampi e liberi di un paese grande come l'Italia, di un grande paese, non di un paese grande, di quello che vorrebbe essere un grande paese come l'Italia che vive solo di turismo. Cioè, ben venga il turismo, ma non è la panacea di tutti i mali, questo è evidente, e soprattutto poi non è l'unico pilastro su cui poggiare una sana economia. Quindi nel piccolo è inevitabile, parliamo di centinaia di abitanti, nel grande non corriamo assolutamente questo rischio perché sarebbe un errore, a mio modo di vedere, imperdonabile. Sì?
Si ha un'idea della percentuale di turismo mordi e fuggi, come si potrebbe dire, rispetto a quello più stanziale, quello che può portare quindi anche più benessere in Abbiamo un dato generale. sugli escursionisti? Forse è stata detta, io sono Elisa, abbiamo una percentuale approssimativa di escursionisti sul totale dei presenti sul territorio? Ho visto che non si rileva, non... È un problema perché appunto, come già emerso, il problema è proprio quantificare gli escursionisti, perché nel momento in cui non abbiamo il dato delle ferrovie, non abbiamo il dato dei traghetti, anche questi 3-5 milioni sono una stima assolutamente volatile. In realtà non abbiamo nessun dato concreto che ci dica quanti sono gli escursionisti, di conseguenza non sappiamo come sottrarre naturalmente dal totale la quota di turisti veri e propri che abbiamo il numero di persone che soggiornano alle Cinque Terre, ovviamente regolarmente registrate. Se volessimo tirare in ballo la questione dell'affitto in nero, delle stanze, naturalmente apriamo un altro capitolo che insomma riserva ulteriori sorprese. Diciamo comunque che la capacità ricettiva ufficiale delle Cinque Terre è contenuta. Quindi già si dovrebbe distinguere due livelli, a mio modo di vedere. Turisti in senso proprio, pernottanti alle Cinque Terre, de facto più di tanto non possono essere. È già positivo se c'è uno spillover sulla zona immediatamente limitrofa. Cioè, va bene, dormite a Spezia, dormite a Levanto, ok. Quando parliamo di un escursionismo in senso proprio del termine, quindi un arrivo anche da lontano, mordi e fuggi e vai via, lì la ricaduta è minimale. Io riferivo un po' a questo, so anche le grandi navi da crociera che organizzano. Non ci sbilanciamo su una quota, ma tranquillamente possiamo dire che non è bassa, perché comunque basta vedere, e non solo alle Cinque Terre, perché se lei ha avuto esperienza di Venezia negli ultimi anni, alle 18 Venezia svolta, cioè ritorna vivibile. E però ce ne sono di alberghi a Venezia, ma non è quello il problema. Il problema è il flusso da Mestre, dall'Interland, di turisti veramente giornalieri, e tutto sommato, se pensiamo alle Cinque Terre, rischiamo una forma di turismo che lascia veramente poco sul territorio, perché paghi il biglietto del treno, il panino te lo porti da casa, ti prendi un gelato e finisce lì. Quindi anche questo purtroppo rischia di essere un turismo povero. Grazie. Grazie a voi. Allora direi che possiamo salutarci. Diciamo un attimo che devo dire ancora una cosa. Allora, ringrazio tutti e tre moltissimo perché avete, secondo me, dato un quadro molto interessante che potrebbe poi essere, come dire, ulteriormente esposto con altri risultati. Volevo dirvi che giovedì 14 novembre alle ore 15 ci sarà il secondo forum il terzo forum sul cambiamento climatico. La sessione che verrà affrontata è quella della gestione delle acque, quindi ci saranno gli interventi di Giorgio Roth, che è preside della Scuola Politecnica, di Benedetto Rocchi, docente presso l'Università di Firenze, e di Elisabetta Trovatore, direttore scientifico e commissario dell'ARPAL, questo giovedì pomeriggio alle ore 15. Grazie e buonasera. Ciao Elisa, grazie. Grazie a tutti, mi sconnetto e di nuovo grazie, buona serata.